Gli organizzatori attendevano 500 persone, ne sono arrivate il triplo, invece domenica mattina in campo San Giovanni e Paolo a Venezia, per dire no al depotenziamento dell'ospedale civile, l'ultimo baluardo rimasto per la tutela sanitaria non solo per i residenti in centro storico, ma anche per gli abitanti delle isole e per i milioni di turisti che ogni anno arrivano in città. I cittadini veneziani hanno dato una grandissima prova di unità, di coesione e soprattutto di forza, perché eravamo in 1500 tutti uniti e tutti decisi a difendere il nostro ospedale. Nel mirino c'è la volontà della Regione che, nelle schede regionali, vorrebbe retrocedere lo storico ospedale cittadino da ospedale di rete a nosocomio di base. Liard pungola la politica. Finalmente la politica è scesa in campo, il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità un ordine del giorno che riprende le nostre rivendicazioni. Abbiamo avuto il campo strapieno di persone, questo significa che c'è ancora venezianità e hanno capito che se perdiamo l'ospedale significa la fine di Venezia. La manifestazione si è conclusa con un flash mob organizzato anche con la collaborazione del gruppo Facebook Venice Golden Awards, tutti stesi a terra come dei, per fortuna finti, morti davanti all'ospedale. Questa giornata è un punto di partenza perché se la Regione farà degli scherzi, noi protesteremo ad oltranza e combatteremo per difendere il nostro ospedale.